ho un'idea importante per l'isola di Murano, quella di portare l'università del vetro artistico nell'isola. È un'idea che ho proposto a qualche professore dello UAV ed è entusiasta. Andremo come idea a lavorare su due fronti. Il primo è sicuramente l'importanza di far capire al mondo che il vetro artistico è partito proprio da Murano, quindi l'arte che ormai è stata copiata in giro deve ritornare nell'isola come idea di partenza. L'Università di Venezia è chiave di volta per rilanciare il vetro di Murano, in un momento di grande difficoltà per le aziende e le fornaci, molte delle quali hanno già chiuso a causa della crisi economica tra Covid e caro bollette. Ecco i giochi da giocarsi per il rilancio. Portando nuovi residenti e quindi nuovi studenti, potremo rivitalizzare l'isola con le attività produttive necessarie per creare i servizi necessari alla gente che purtroppo l'isola ha perso nel tempo i propri residenti. Quindi un'iniezione di residenza in più e aiutare le aziende che appunto lavorano al vetro a Murano. Servono però anche aiuti coordinati e organizzati ad ampio raggio. Dopo gli aiuti della Regione Veneto e dello Stato, sicuramente bisogna intervenire sull'attività produttiva del vetro per creare una condizione strutturale favorevole per continuare le attività